Nuova mobilitazione della sanità nuorese alle prese con carenze d'organico e con l'impossibilità di garantire agli utenti un servizio adeguato. I dipendenti dell'ASL di Nuoro sono scesi in piazza stamattina per protestare contro la mancanza di risposte da parte dell'ATS, l'azienda per la tutela della salute, sul fronte della carenza di personale che in alcuni reparti del San Francesco ormai ha superato il livello di guardia. Un centinaio di lavoratori hanno dato vita ad un sit-in davanti alla sede dell'ASL di Nuoro in via De Murtas. A guidarli i rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL, UIL, Nursind e dell'RSU che hanno sottolineato con bandiere e striscioni i punti dell'avvertenza che ormai dura da quasi un anno. A marzo infatti era stata avviata la procedura di raffreddamento dei conflitti con l'intervento della prefettura di Nuoro. I sindacati sottolineano che in quell'occasione da parte del direttore generale dell'ATS Fulvio Moirano erano stati presi degli accordi al fine di dare risposte in tempi brevi alla carenza di personale dei reparti del San Francesco, promesse che avevano portato le organizzazioni sindacali a cancellare lo sciopero generale già programmato, ma da allora, denunciano i sindacati, la situazione ha continuato a peggiorare e le carenze segnalate mesi fa con problemi di burnout per gli infermieri e gli OS sono diventate insostenibili in alcuni reparti. Un problema sottolineato con forza anche oggi. Molti reparti sono al limite del collasso con gravi conseguenze per i pazienti e per gli stessi dipendenti costretti a turni massacranti. Dopo un'ora di sit-in la protesta si è spostata sotto la sede della prefettura per segnalare al rappresentante del governo quale sia lo stato della sanità nuorese sul fronte della carenza di personale. Nei giorni scorsi, all'annuncio della mobilitazione dall'ATS erano arrivate rassicurazioni sul fatto che gli impegni presi a marzo erano stati mantenuti e che non c'è la volontà di depotenziare la sanità nuorese, ma i sindacati di categoria sono sul piede di guerra e questa volta, senza risposte concrete, proclameranno lo sciopero generale del comparto.